Buongiorno dal TG1, da oggi campagna vaccinale aperta a tutti dai 12 anni in su, il 23% della popolazione è già immunizzata. Il commissario straordinario Figliuolo dice si respira aria nuova, così si può riaprire le scuole. Tanti giovani hanno capito che bisogna avere fiducia nella scienza, nel mondo, somministrate oltre 2 miliardi di dosi. Emma D'Aquino. Vicini ai 36 milioni di somministrazioni, quasi 4 italiani su 10 hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-Covid, 23% della popolazione immunizzata. Numeri che aumenteranno, come ha anticipato il commissario Figliuolo, con l'arrivo di nuove scorte. Si respira davvero, ha detto, aria nuova. Nei prossimi giorni avremo un incremento di acquisizione, di arrivo di vaccini, 20 milioni di dosi che sommate a quelle che abbiamo già somministrato ci porteranno davvero a dei numeri importanti dal punto di vista immunologico. La cosa bella è vedere tanti giovani che hanno capito che bisogna avere fiducia nella scienza. E lo hanno di certo capito se solo in Lombardia 400.000 under 29 si sono già prenotati. Da oggi infatti decade il criterio delle fasce d'età, aperti a tutti, dai 12 anni in su. E per agevolare le vaccinazioni per i giovanissimi, già in fase di prenotazione, ha detto ancora Figliuolo, dovrà essere possibile trovare la data migliore per il richiamo e fare in modo che si possa spostarlo eventualmente in un altro giorno nel range dei 42 giorni o delle 4-12 settimane. Questo in vista dell'estate. E il Piemonte invece tra le poche regioni in Italia che sempre oggi parte con i vaccini nelle aziende. L'obiettivo, dicono, è procedere con 5.000 vaccini al giorno. Intanto nel mondo sono oltre 2 miliardi le dosi somministrate, 443 milioni di persone completamente vaccinate. Riaperture verso una soluzione per le tavolate al ristorante con più di 4 persone.